Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Talk Talk Sardegna. Sì, cambiano tante cose perché in diretta da Cagliari, straordinariamente solamente per oggi e poi non capiterà mai più, quindi è già un mezzo miracolo. E con voi Alessandro Manno. È dallo studio 1 di Torino, Emanuele Ru. E dallo studio 2 di Monserrato Piero Grimaldi. È una cosa stranissima, infatti non era per niente preventivato il fatto che io fossi qua oggi. Dobbiamo appunto ringraziare l'impresa dei trasporti di Torino per il fatto che tu oggi sia lì. Sì, è un miracolo, una cosa che infatti non mi aspettavo. Però devo dirvi che è bello tornare in studio, vedere la schietera di Lina qua dietro, che quindi ringraziamo nuovamente che c'è la possibilità di avere un tetto su una testa. Un po' di brio, oggi ti vedo Sì, spento, su, ti dai, vedo spento veloce. perché sto facendo tante cose e poi perché tra l'altro sto pensando al povero Matteo Toffolon che ci sta supportando in parte tecnica anche oggi, quindi avrà un sacco di roba da fare oggi. Sì, sono un po' spento, l'area di casa mi sta facendo emozionare. Ma io direi subito di passare al nostro ospite che è Stefano Oppo. Noi li portiamo benissimo perché lui viene da noi, da quando ha iniziato a venire da noi intervistato ha vinto tutto. Ha vinto anche il bronzo alle Olimpiadi ed è quindi con noi ospite. Ciao Stefano e grazie per essere con noi oggi. Ciao ragazzi, grazie ancora per l'invito. Ormai casa mia sta diventando il quarto studio del vostro programma, perché ormai sono quasi un ospite fisso, ma devo dire che questo mi fa veramente molto piacere e vi ringrazio tantissimo. Infatti se andiamo a vedere, prima sono andato a vedere nell'almanacco di chi è venuto più volte e tu hai il primato. Ma è un primato che mi piace questo, perciò continuiamo anche perché sta portando bene nella carriera. No, ma infatti è una cosa strana perché non succede spesso un sodalizio così intenso con uno sportivo. Però allora io la prima domanda che ti faccio potrà sembrare banale, però secondo me non lo è. Cioè, come stai? Cioè, quali sono le tue sensazioni? Com'è la tua vita adesso? Sei più contento, leggero, spensierato? Cosa è cambiato di te in questi mesi? Allora, sicuramente sono più contento e mi sono reso conto di quello che abbiamo raggiunto con Pietro quest'estate, però nonostante questo sono stato anche un po' sopraffatto in questi mesi dai vari eventi, comunque dalle varie manifestazioni che sono state organizzate e non è stato semplicissimo gestirle tutte e anzi non è semplicissimo gestirle ancora, però comunque sono felicissimo e ogni giorno che passa capisco l'importanza che aveva per me l'obiettivo che ho raggiunto quest'estate. Certo, anche perché... Vai Manu, vai. Appunto, quindi abbiamo sentito un sacco di volte il tuo racconto, per cui noi andiamo, se la regia torna su di me, andiamo verso il futuro e ci proiettiamo in avanti. Quali sono i tuoi obiettivi futuri? Cioè, questo terzo posto stringe? No, in realtà stringere no, perché ovviamente stringeva tanto il quarto posto di Rio, però io a Tokyo ero arrivato con l'idea di prendere una medaglia, il sogno era prendere la medaglia, quindi ovviamente se fosse arrivato qualcosa in più me lo sarei preso volentieri, però comunque per me questo è stato il raggiungimento di un sogno vero e proprio e se mi dovessi chiedere se ho rimpianti, se volevo fare di più, se pensavo di fare di più, ti dico guarda, a me quello che volevo raggiungere l'ho raggiunto, però comunque essere tornato alle Olimpiadi, aver fatto un risultato così, mi mette voglia di andare ancora avanti e di provare a riottenere il risultato così e magari anche meglio. Certo. Assolutamente. Pieri. Ma invece volevo chiederti, in questi mesi cosa è cambiato nella tua testa, sia nella tua vita privata, diciamo, che dal punto di vista sportivo? Guarda, dal punto di vista sportivo in realtà è cambiato poco perché come gli allenatori ci hanno fatto ben capire dobbiamo riniziare a fare le cose seriamente e io sto iniziando ad allenarmi seriamente più o meno da un mese e mezzo, ma facendo tantissima fatica perché ho staccato quasi 2 mesi e ritornare a prendere quei ritmi non è per nulla facile. E anche perché sono cambiate tante cose, come mi chiedevi nella vita privata, tanti eventi, per esempio in questi giorni sto andando a parlare in alcune scuole, comunque sono cose che tolgono energie dall'allenamento. Prima facevo solo quello, adesso devo cercare di inserire anche queste altre cose che per me sono comunque complicate perché non sono abituato a parlare in pubblico,
Però comunque sto riuscendo a conciliare tutto e penso di essere cresciuto anche da quel lato. Anche perché io mi ricordo la prima intervista che hai fatto con noi era durante il lockdown e lì tu eri molto rammaricato del fatto di non poter essere andato alle Olimpiadi, di comunque aver dovuto spostare, anche se solo di un anno, un appuntamento così importante. Ti senti pronto? Ti sentivi pronto per questo tipo di copertura mediatica? Cioè tu ci hai sempre detto, ad esempio, il canottaggio purtroppo è uno sport che non viene coperto tanto, cioè la gente sì, ho vinto una medaglia olimpica, però sembra quasi che non ci se ne accorga. In questo periodo tu hai avuto una grande copertura, effettivamente hai avuto modo di partecipare a tanti eventi. Eri pronto a questo evento qua? Tu che comunque, cioè, sempre detto, sei molto anche abbastanza riservato. Allora, sapevo che se avessi preso la medaglia qualcosa sarebbe cambiato, però devo dire che non è arrivato tutto per caso, ma grazie alla mia ragazza, così abbiamo costruito anche un po' il personaggio, l'immagine, abbiamo fatto sì di essere anche ricercati per gli eventi, perché anche se non è una cosa che mi viene naturale fare, so che fa bene un po' per la mia immagine, ma anche e soprattutto perché sento nel mio piccolo di poter dare un messaggio magari ai ragazzi o alle persone in generale. Quindi sì, abbiamo avuto più copertura, però è dipesa tanto da noi, non è arrivata per caso dai giornalisti che mi cercavano, le scuole, così anche noi che comunque ci siamo proposti abbiamo fatto un discreto lavoro per avere questo tipo di visibilità. Tranne con noi che continuiamo a ripetere, noi Stefano siamo i tifosi di Stefano da sempre. Manu. Sì, infatti noi siamo tifosi da Stefano ancora prima che esistessero i tifosi di Stefano. E in uno degli eventi che hai fatto, che abbiamo seguito, una delle suggestioni che ho colto era quella che comunque sia tu che la nazionale di canottaggio vi siete allenati qua. Secondo te può essere che comunque sia, come è fatto l'Oristanese, con i suoi fiumi, con il mare, con i laghi anche vicino, può essere un po' l'attrattivo sia per il clima sia per le condizioni geografiche in cui si trova per gli sport tipo il canottaggio o altri che mi suggerirei tu? Allora, guarda, sicuramente sì, ci sarebbe tantissimo lavoro da fare però, perché per esempio io mi alleno a Sabaudia adesso con la nazionale e il clima è molto simile a quello che si trova qua nella nostra provincia, anzi forse qua è anche più favorevole. Lì è stato fatto un lavoro ormai da 10-15 anni, sono processi lunghi e qui ci sarebbe bisogno di quello, però sono stato recentemente, un mese e mezzo fa, a un evento organizzato dal Circolo Nautico dove alcuni sindaci, soprattutto della provincia, Narbolia, Riola, Cabras, si sono esposti tanto per richiedere, penso tramite, non vorrei dire delle fesserie, ma tramite il PNRR, per avere dei fondi. Si sono esposti tantissimo per riqualificare la zona dello stagno di Cabras, del Rio. Quello che passa, perché io un sacco di volte andando verso Cabras, cioè, vedevo ragazzi che erano in acqua. Esatto. Si sono esposti tantissimo per il miglioramento di quelle strutture e sicuramente sarebbe fondamentale, però comunque servono le strutture, sia il capitale umano per far sì che questo succeda. La possibilità c'è, ovviamente c'è bisogno di tantissimo impegno, come ben immaginate, però la possibilità c'è e il potenziale a livello di clima e di territorio ci potrebbe essere. Certo. Stefano, invece, a me piace anche raccontare le storie che ci sono dietro. In questi mesi hai detto che hai fatto molti eventi, hai partecipato a eventi nelle scuole, mi ricordo quello Oristano che abbiamo preso parte anche noi. C'è stato un evento in cui hai incontrato un ragazzo, una persona anche grande, diciamo, che ti ha colpito particolarmente? Guarda, se ci penso di più sicuramente mi vengono in mente tantissime situazioni, ma stamattina ero nella palestra del Mossa e c'era un evento riservato agli Special Olympics. E vedere questi ragazzi qua che hanno delle disabilità intellettive giocare con dei ragazzi normodotati, così, vederli impegnare e competere è stato veramente qualcosa di
di spettacolare che quasi ti emoziona, vedere loro che hanno la possibilità, anche se a livelli diversi, la possibilità di competere come faccio io magari alle Olimpiadi, o sentire i racconti degli allenatori che magari li hanno accompagnati nelle gare internazionali, sentire i loro racconti, i racconti delle gare di ragazzi così è veramente emozionante, sì. E questo oggi mi ha toccato, ti dico questa perché è quella che mi ricordo meglio perché è la più fresca. Chiaro. Stefano, Chiaro. un'altra domanda che ti volevo fare, ragionando un po' su quello che è anche il tuo percorso. Ti volevo chiedere adesso come stai cercando di cambiare il tuo approccio mentale anche nell'allenamento. Io torno poi sul tecnico, mi piace tantissimo parlare di quello che è la vita dello sportivo, proprio effettivamente poi quando ti vai a preparare una gara, dal punto di vista ecco, mentale, come tu riesci a ritagliarti il momento anche, come posso dire, per prendere consapevolezza di quelli che ormai sono comunque i tuoi mezzi, quelli che sono le tue, anche il tuo background anche atletico, e come stai riuscendo a cercare di prepararti per raggiungere poi gli obiettivi futuri che ti stai ponendo, che no, adesso ti chiedo anche quali sono. Guarda, adesso io in questi mesi sto cercando di, è brutto detto così, ma di limitare i danni. Fino a gennaio sto cercando di allenarmi, ma senza stressarmi particolarmente, ma ho l'obiettivo comunque da gennaio di riprendere al 100% per provare a raggiungere nuovi successi. Però comunque forse esco un po', sforo un po' dalla tua domanda, ma No, vai, il- vai. io so per Tokyo di essermi preparato al 100%, non saprei come prepararmi meglio se ci penso ora. Mm. Quindi sto pensando a dei modi che può essere per esempio l'inserimento nel mio, tra virgolette, team di un mental coach, essere un po' più seguito nonostante lo sia già dal punto di vista alimentare, per cercare delle cose che mi possano dare qualcosa in più, perché dal punto di vista dell'allenamento sinceramente sì, posso fare qualche particolare meglio, ma non mi viene in mente granché, perché so di essermi preparato al meglio, al 110% di come potevo per Tokyo. Che poi alla fine parliamo sempre di quel centimetro, mi viene da dire, nel senso dal punto di vista Esatto. di Al Pacino, che poi alla fine fa la differenza, quindi a un certo punto hai la necessità, secondo me, proprio di, cioè paradossalmente ti viene quasi più utile per la tua prestazione anche non pensare a quello che magari è stato per essere più libero anche mentalmente. Manu, Sì, quello che è stato secondo me ti sì. dà la consapevolezza cioè, di quanto vali, di quanto Mm, mm, valevi mm. e soprattutto ti dà tanta esperienza nell'affrontare nuove gare, perché io mi ricordo soprattutto dopo Rio, ma in parte adesso anche dopo Tokyo, sento di avere un bagaglio di esperienza proprio nell'affrontare la gara, nell'affrontare le singole cose che possono accadere in quei 6 minuti, che sono veramente, può succedere veramente di tutto e devi essere pronto a gestirlo veramente in un millisecondo, devi pensare alla soluzione. Quindi ogni gara dà questa esperienza, le Olimpiadi danno un carico ancora più alto rispetto alle altre gare. Senti Stefano, ma a proposito di gestire le tensioni, come riuscire a gestire il fatto dell'allenamento e il fatto dell'università, che so che ti sei appena iscritto in Scienze Politiche Internazionali, diverrai un nostro collega. Stefano, perché hai fatto Sì, questa bravo. follia? Cioè, che motivo c'era di volerti così male? Io non la capisco. Cioè, nel senso, qual è la motivazione dietro questa voglia di soffrire? Allora, so che mi sto infilando in una cosa forse più grande di me, ma sono pronto ad affrontarla, anche perché adesso so bene o male come mi devo allenare e i tempi che mi richiede l'allenamento. So che ogni secondo di libertà sarà importante per studiare, ma penso che per il mio futuro sia una cosa importante per, appunto, semplicemente per il futuro, perché so che a una certa età, che non sarà tanto in là, la vita da atleta finirà, e anche se rimanga all'interno del mondo dello sport, così, avere diciamo, più cultura, la laurea o comunque più conoscenze può essere solo utile al futuro. Guarda, quello che possiamo dirti noi, oltre che possiamo aiutarti, darti ripetizione, stai attento a diritto privato e scienza politica, che quelle sono proprio
poco Sono il simpatico. primo anno, quindi mi lasci proprio tranquillo. Sì, ma Tranquillo, non è che gli stai comincio- proprio dando una grossa mano piccolina all'ansia che gli stai mettendo. Pie. E oltre a che stavo riguardando, ho visto che Mennea era laureato in scienze politiche. Non lo Eh, sapevo. Quindi, ed è un piccolo nome nello sport italiano. Volevo chiederti, riguardando anche a quello che abbiamo visto a queste Olimpiadi, rivedendo anche l'immagine di Tamberi che vince e si divide la medaglia con l'amico, tu che rapporto hai avuto con i tuoi avversari alle Olimpiadi? E che rapporto hai oggi? Ma in realtà c'è un rapporto di profondo rispetto, in realtà non parliamo poi tantissimo, però comunque c'è, dopo le gare o prima delle gare in realtà non c'è, ci guardiamo qualche occhiata, ma comunque ognuno è concentrato alla sua prestazione. Però dopo le gare sul podio così si scambiano due chiacchiere, ma alla fine che forse non c'entrano niente col canottaggio, semplicemente cosa farai nelle vacanze, così. Un rapporto comunque molto tranquillo e di profondo rispetto. quindi alla fine poi... Vai Manu, vai. Sì, una domanda era, tu prima hai parlato di mental coach. È una figura che ultimamente si sta sempre più specializzando anche in altri sport, tipo il tuo. Che differenza tu ti sei allenato, presumo, con il mental coach e senza mental coach? Cosa il mental coach? Guarda, sinceramente non lo so, io voglio riprovare a fare un percorso perché l'ho fatto una volta, ma in quel momento mi sembrava che non mi desse nulla, anzi mi togliesse concentrazione o mi facesse pensare a cose più negative. Mi è capitato proprio che parlando con lui a me venissero in mente pensieri che mi deconcentravano o mi toglievano il focus dall'obiettivo. Però adesso penso di essere pronto a fare un percorso diverso, forse perché in quel periodo mi allenavo senza problemi, senza altri pensieri, adesso comunque ho l'università o comunque altre cose da gestire insieme, quindi penso che mi possa aiutare a tornare col focus sull'allenamento, sulle gare, nella gestione anche del tempo. Non lo so, è un percorso che voglio riniziare proprio per quello, perché non so cosa aspettarmi, ma penso che possa essere utile. Chiaro. Ovviamente se qualcuno tra il pubblico ha qualche domanda, noi siamo qua anche per quelle. A Sì, te, Ale. siamo qua a disposizione, anche perché poi ovviamente io mi rendo anche ben conto che quando hai a che fare con un atleta che è andato in Olimpiade, è stato in Olimpiade, ha una... ci sono tantissime domande. Io vorrei inoltre chiederti un'altra cosa, sempre in merito, l'hai detto, l'hai accennato anche tu prima, sul tuo futuro, su quello che vorrai fare, eccetera. Con l'esperienza che hai, anche con quello che tu stai preparando dal punto di vista, come posso dire, delle gare che stai preparando, hai già tutto un tuo, come posso dire, bagaglio di esperienza. Hai mai pensato di, come posso dire, mettere poi questo tuo sapere a disposizione, o facendo il tecnico in futuro, non lo so, all'interno della federazione, o magari anche più vicino, cercare di creare qualcosa per aiutare i Stefano Oppo di domani a poter sognare come minimo di poter andare alle Olimpiadi? Allora, guarda, non lo so perché non è detto che un bravo atleta sia anche un bravo allenatore. Vero. Molti degli allenatori che ha avuto alcuni sì, sono stati dei grandi campioni, ma molti sono stati magari atleti che non hanno mai ottenuto dei grandissimi risultati, però comunque sono stati forse alcuni tra gli allenatori migliori. Perciò, sinceramente, non lo so. Io adesso come adesso non mi vedrei ad allenare dei ragazzi, però comunque in futuro può succedere di tutto. Però non è una figura che mi rivedo a ricoprire, sinceramente. Però adesso come adesso, poi Certo. non so cosa possa succedere in futuro. E tu, cioè, quali sono le caratteristiche che più apprezzi? Cioè, una persona che tu sai che ti deve allenare, quali sono quelle che sono le caratteristiche, le qualità, anche umane oltre che professionali, intendo, ovviamente. Allora, cambia tanto rispetto al periodo e all'età.
perché io ho avuto la fortuna, secondo me, di avere le giuste tipologie di allenatori in base alla mia età, perché quando ero piccolo avevo il mio allenatore di San Antonio Marras, che era bravissimo nel gestire i bambini, i ragazzi. Poi mi sono trasferito in Umbria, dalla terza liceo in poi, e lì c'era un allenatore molto duro, Agostino Bagnale, che ha vinto 3 Olimpiadi, che parlava poco, tanto lavoro, il silenzio, zitto e lavora. E per quanto sia stato molto molto duro, mi ha insegnato il modo per raggiungere, per arrivare all'obiettivo. Però penso che se adesso avessi un allenatore così, insieme non dureremo neanche una settimana, perché io ho bisogno di confrontarmi, di discuterci, cioè io devo capire cosa il programma che mi proponi, cioè devo essere convinto di quello che faccio, non mi basta che tu mi dici fallo e basta. Chiaro. Perciò adesso ho bisogno di un allenatore come ho, con cui posso parlare, discutere. Poi lui ha sempre ragione alla fine, però almeno riusciamo a confrontarci e va a finire che capisco, lui capisce il mio punto di vista. Adesso ho bisogno di quello, mentre da piccolo non avevo ancora la maturità per questo. Certo, una sorta di dittatura illuminata, ecco, mettiamola così. Parlare sì, ma tanto per la fine ha sempre ragione l'allenatore, lo sappiamo. Allora, noi ci stiamo avviando verso la chiusura, è sempre bello perché poi con Stefano il tempo passa velocissimo, perché riusciamo veramente a raccontare di Ale, qualsiasi ricorda cosa. di ringraziare Sì, e ci soprattutto mancherebbe. l'Arma dei Carabinieri. Mi senti? Sì, ti Sì. sento, stavo giusto per farlo, ma lasciate l'onore che sei a Torino, quindi, cioè, ex capitale, fai tu. Esatto, che tra l'altro ringraziamo sempre l'Arma dei Carabinieri, di cui Stefano è fiero alfiere, che ci ha concesso Bello, fiero l'intervista. Sì, fiero alfiere è mi è bello. piaciuto, è un bel giochino. Va Quindi, bene. adesso è arrivato il momento, lo sappiamo che lo stavate aspettando questo momento, della domanda più difficile, ma anche la più interessante di tutte quelle che abbiamo fatto fino a questo momento. E anche oggi l'onore va al nostro Piero. Quindi, Piero, a te l'onore della domanda più difficile e più importante. Grazie Alessandro, questa domanda farà felici tutti i baristi, o i barman meglio dire. Se domani dovessimo trovare Stefano Oppo in giro per strada e gli volessimo offrire un aperitivo, visto che il nostro format si chiama l'aperitivo, cosa dobbiamo offrirti per fare un bel aperitivo a quest'ora, più o meno alle 7, alle 6 e mezzo? Allora, da sportivo ti dovrei rispondere un bicchiere d'acqua, ma suona brutto. Puoi avere una licenza poetica. Sono vestito così e sono un atleta, quindi no, guarda, ti direi va bene tutto, quello che prendi tu, ti risponderei così. Un bel bicchiere di acqua gasata. Piero, non ci crede nessuno che tu prenderesti acqua gasata un aperitivo, quindi diciamo che fai compagnia fondamentalmente quando esci in giro. Guarda, ti dico, per farti stare a tuo agio, ti dico che un altro noto ristanese che ha vinto la staffetta prenderebbe della birra. Sì, basta. No, io forse andrei sul vino, non lo so, andrei più sul vino. Anche perché poi la birra bianco o rosso? Rosso. Okay, quindi diverso dall'ospite della settimana scorsa. Quindi Stefano Oppo, vino rosso, segnatevelo, quindi quando li incontrate per strada non dategli che ne so, Coca-Cola o altre cose, perché non è il massimo. Quindi Stefano, allora grazie mille per essere stato con noi stasera, come sempre sei gradito ospite, come tradizione noi ti aspettiamo alla prossima medaglia, perché tanto ormai lo diciamo in intervista, puntualmente tu ritorni con una medaglia, quindi io te lo continuerò a dire finché a un certo punto ci direi no ragazzi basta, non ho più voglia di vincere medaglie, non ditemelo più, quindi cercheremo però vengo lo stesso nel caso, sì, assolutamente sì. Bene Manu, cosa ci vuoi dire di bello? L'ultima cosa, che oggi è la giornata mondiale contro l'AIDS, per cui è bene ricordare questo fatto qua. Usiamo la testa quando si fanno certe cose. Esatto, perché se non lo fate siete delle teste di... Va bene, esatto, appunto. Bene, come ho veramente trattato malissimo un tema così importante e delicato, quindi tra un po' veramente mi cacciano da qua definitivamente. E nulla, allora
come detto, ringraziamo Stefano. Grazie Emanuele Orru in diretta da Torino. Tanto tra un po' torno allo studio 1 perché è tutto impolverato e bisogna sistemarlo. Quindi ciao. No, è ben pulito. È ben pulito. Quindi ciao Manu, grazie per essere stato con noi. E un saluto al nostro carissimo Piero in diretta da Monserrato. Si facendo anche i saluti oggi, quindi sono... Sei un jolly, amico. Sì, sono un grandissimo jolly. Sono jolly anche perché saluto Matteo Toffolon che mi sta salutando dall'altra parte del vetro. Un bacione a Mattia che ci ha supportato in parte tecnica. Un saluto a tutti voi che ci avete seguito. All'augurio di una buona serata. State collegati sui canali di Tok Sarnia perché domani potrebbe esserci una sorpresa coi controfiori. Quindi state con noi, state su Tok Sarnia. Buona serata a tutti.